Daydreamer, anticipazioni dal 3 al 7 agosto. Jeanne e Sanem, innamorati ma segreti. Lunedì 3 agosto questa puntata sarà dedicata alla nuova relazione sentimentale tra Jeanne e Sanem. I due infatti cominceranno a comportarsi come una vera coppia di innamorati. Anche Mirré si accorgerà che il fratello e Sanem sono molto intimi, pertanto inizierà a temere che la ragazza possa rivelare la verità al fratello del suo sleale comportamento e che lui ha manovrato Sanem come una pedina. All'oscuro di tutti non mancheranno i momenti di tenerezza che Sanem e Jeanne riusciranno a ritagliarsi nonostante siano impegnati al lavoro. Martedì 4 agosto, in questa puntata Sanem al lavoro avrà più responsabilità. La ragazza da tuttofare diventerà una stagista e sarà incaricata di occuparsi della scenografia della sua prima pubblicità e che è stata ideata proprio da lei. Intanto al quartiere il truffatore Isan cercherà di convincere i commercianti a farsi pagare dalla produzione per le riprese del nuovo spot. Mercoledì 5 agosto. In questa puntata Sanem sarà impegnata su set, sarà regista e attrice del suo spot pubblicitario. Per via della sua gelosia, Sanem saboterà il set, o meglio, a causa della disarmante bellezza delle modelle che dovranno fare lo spot, la ragazza, temendo il confronto con loro, chiederà alla parrucchiera Meleat di rendere le ragazze meno interessanti. A questo punto servirà al più presto una soluzione. Sanem e alcune colleghe saranno attrici sul set. Giovedì 6 agosto. In questa puntata Jeanne e Sanem cominceranno finalmente a vivere la loro relazione e il giovane cercherà in ogni modo di convincere la ragazza a informare anche i suoi genitori del loro fidanzamento. Jeanne deciderà di informarli, ma non mancheranno i battibecchi e la discussione non va come previsto. Intanto Aileen comincerà a elaborare un nuovo piano per fare in modo di screditare ancora una volta Sanem agli occhi di Jean Divit. Venerdì 7 agosto. Per Leila arriverà una nuova delusione. Scoprirà che l'invito a pranzo di Mirré ha un fine diverso da quello che sperava. Il padre di Sanem, Nihat, farà credere a sua moglie di essersi dimenticato del loro anniversario di nozze, ma in realtà le organizzerà una sorpresa. Jeanne e Sanem litigheranno per la prima volta, ma nonostante la litigata, Jeanne andrà lo stesso a casa di Sanem per festeggiare tutti insieme l'anniversario di nozze di Nihat e Mekbeh. Ovviamente non mancheranno gli imprevisti. Adesso non ci resta che guardare gli episodi. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!